Ancora non si vede la luce nel tunnel delle scuole sporche nel veneziano. Le proteste sono quotidiane, le chiusure delle scuole anche. L'ultima è di questa mattina e riguarda la scuola elementare Mameli di Dese. I 120 bambini sono rientrati in aula oggi alle 13:30 per dare il tempo di pulire la mensa. I genitori sono in attesa di vedere qualche sviluppo, ma promettono una nuova mobilitazione. La Manutencoop, l'unica impresa di pulizia in difficoltà con i tagli del governo, ha già chiamato un gruppo di addette per riscrivere i contratti, aumentando le ore di lavoro. Cinzia Gatto della Filcams CGIL chiede un aumento del monte ore di tutte e 600 le lavoratrici e proprio stamane si è tenuto un vertice tra i dirigenti della cooperativa e le organizzazioni sindacali. Le scuole in carico della società sono 159, di cui 65 nel veneziano, ma sono 20 i plessi che stanno vivendo la situazione più critica. L'azienda confida in un incontro nel pomeriggio con i rappresentanti dell'ufficio scolastico provinciale. Si attendono l'impegno del Ministero della Pubblica Istruzione a stanziare nuove risorse. Intanto molti dirigenti cominciano a non sopportare più il disservizio della Manutencoop e hanno chiesto il supporto di lavoratori socialmente utili.